Che cos'è? La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore Gesù Cristo, nato dalla Vergine Maria, sia con tutti voi. Benvenuti a tutti. Oggi è una festa molto importante, che non chiude solo le feste di Natale, ma che completa quello che abbiamo vissuto nella festa di Natale. Abbiamo accolto Gesù, nato per noi, e oggi, nella festa dell'Epifania, Gesù si fa conoscere. Chiediamo allora in questo momento di preghiera che facciamo insieme, che Gesù benedica tutti noi, che benedica le nostre famiglie e benedica soprattutto voi bambini, chiamati ad accogliere la gioia del Natale e a trasformarla in forza per crescere, per diventare grandi e per vivere la vostra vita. Vorremmo incontrarti, Gesù. Vorremmo che tutti fossero tuoi amici, Gesù. Vorremmo che tutti fossimo amici fra di noi e con te. Ti promettiamo di accoglierti. Ti promettiamo di metterti al centro del nostro cuore, come ti mettiamo nel presepe. Ti promettiamo di realizzare quello che ci chiedi. Grazie perché vieni in mezzo a noi. Grazie perché, se vogliamo, ci doni nel Natale pace e serenità. Grazie perché sei sempre con noi. Dona pace al mondo, dona serenità a chi soffre, dona speranza a tutti noi. I Re Magi, venuti da lontano, hanno fatto un lungo cammino che rappresenta la nostra vita, non sempre facile, ma che deve essere vissuta cercando Gesù, per trovarlo dove? Non in una statuina, ma soprattutto in noi stessi e negli altri. Cosa hanno portato i Re Magi? La prima cosa? L'oro. L'oro è un metallo prezioso, bravissimo, e rappresenta che noi vogliamo dire a Gesù che Lui è l'amico più prezioso, il valore più grande che abbiamo nella nostra vita. Poi hanno portato l'incenso. L'incenso dice a Gesù che quel bambino per noi è Dio. E cosa dice a noi? Che noi siamo bravi, buoni, forti, ma che abbiamo bisogno di Dio, che da soli non riusciamo a realizzare quello che vorremmo. E Gesù questo ci aiuta.
E il terzo dono qual è? La mirra, un olio strano che noi non abbiamo mai visto, che serviva a ungere i morti, una cosa strana, però ci aiuta a comprendere che quel bambino, Gesù, dovrà morire per poi risorgere, e dice a noi che anche noi siamo chiamati a vivere la nostra vita sapendo che dovremo partire da questo mondo, ma per poi vivere per sempre grazie a Gesù. E allora facciamo nostre non queste parole, ma quei segni che abbiamo visto, e preghiamo insieme dicendo: Signore Gesù, abbiamo bisogno di te. Siamo qui davanti a te, crediamo piccolo come piccoli siamo noi. Abbiamo bisogno del tuo aiuto e siamo qui per chiedertelo. Preghiamo. Signore Gesù, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di un amico che ci aiuta a crescere, e tu sei l'amico giusto. Ti affidiamo i nostri genitori. Fa che siano come Giuseppe e Maria. Preghiamo. Signore Gesù, abbiamo bisogno di te. Ti affidiamo le nostre famiglie, in esse ci sia sempre il tuo amore. Ti affidiamo i nostri nonni perché non siano mai abbandonati da noi. Preghiamo. Signore Gesù, abbiamo bisogno di te. Ti affidiamo i nostri parenti e amici. Alfredo al cielo, o bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar, o Dio beato, a quanto ti costò l'avermi amato, a quanto ti costò l'avermi amato, a te che sei nel mondo il creatore, mancano panni e fuoco, mio Signore, mancano panni e fuoco, mio Signore. Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà più mi innamora, già che ti fece amor, povero ancora, già che ti fece amor, povero ancora. Massimo partì adesso o a 4:30? Venite, venite, in bene. Venite, adoremus, venite,
Gianni, se mi paga sto io mettermi sul petto, se no no. Hai da pagarmi però. Sì. Già. Vai. Prendi un po' che altro. Veramente povera scusa, sì, mica un po' per gli milione. lasciamo il tenere. La mamma bassa. Vabbè, mi sa che è buono. Ma forse si fa dare l'elenco dei... Fino alla